Stra, un nome breve e una storia immensa. Qui la Serenissima costruì lungo il Brenta il suo sogno più grande: ville, giardini, potere. Benvenuti a Stra, benvenuti dove è nata la Riviera del Brenta. Stra racconta l'Europa del Settecento, simbolo di arte e di potere che ancora oggi affascina i visitatori di tutto il mondo. E ci accoglie il suo sindaco Andrea Salmaso. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida, ciao, benvenuta. Benvenuti a tutti nella nostra città. Ho il piacere di ospitarvi oggi, molto volentieri. Partiamo proprio da qua, da questa che è la nostra casa comunale. Abbiamo la fortuna di essere ospitati in una villa del 1500. Ovviamente non è l'unica, anzi, come sappiamo la nostra città è costellata di ville che i patrizi veneziani dal 1500 al 1600, 1700 vennero a edificare, a costruire proprio nella nostra amata Riviera del Brenta. Sì, loro partivano da Venezia e con un lungo tragitto festoso e fastoso arrivavano in questa riviera per le vacanze e qui si apriva un mondo magico che è passato alla storia. Direi proprio di sì, abbiamo avuto appunto abbiamo molta storia e molti aneddoti. A me incuriosiscono molto di più gli aneddoti perché la storia, diciamo, è patrimonio di tutti, gli aneddoti è proprio un patrimonio nostro. Noi avevamo i dogi che il 25 di aprile venivano proprio a festeggiare San Marco qui nelle nostre ville in Riviera e abbiamo dei piatti tipici proprio durante il 25 aprile. Ci sono il famoso piatto dei risi e bisi, che sarebbero risi e piselli, è uno dei piatti tipici dei dogi appunto che utilizzavano, che in quei giorni festosi del 25 aprile, hai parlato di sfarzo, di festa, era proprio questo l'indirizzo di queste ville. Sì, sindaco, perché parlando proprio di risi e bisi, qui è stato addirittura depositato un marchio. Certo, infatti abbiamo voluto depositare questo marchio che è Sento Risi e Sento Bisi, proprio con la S, non con la C, volutamente dal dialetto, perché le proporzioni del piatto di risi e piselli erano 100 a 100, quindi 100 chicchi di riso idealmente e 100 grani e 100 piselli. Sindaco, i patrizi veneziani arrivavano qui sì con vestiti meravigliosi e con scarpe meravigliose, tanto che Stra non è solo paese di ville di territorio, ma anche di... Sì, le calzature, grazie Ida per l'assist, ma già dai primi del Novecento a Stra sorgevano le prime piccole aziende artigiane di produzione di calzature femminili e a tutt'oggi Stra e la Riviera del Brenta è un produttore di calzature noto in tutto il mondo. A Stra abbiamo anche il Museo della Calzatura. Certo, che noi portiamo subito nelle case dei nostri telespettatori. Andiamo. Ma cosa significa al giorno d'oggi essere pionieri della calzatura italiana dal 1898? Questo è il calzaturificio Voltan e lo chiediamo a Martina Marcato. Buongiorno Martina. Buongiorno. Cosa vuol dire essere pionieri dal lontano 1898? Diciamo che al giorno d'oggi è una responsabilità avere alle spalle una storia
perché al giorno d'oggi tutti si improvvisano a fare scarpe, però il saper fare è la storia, la professionalità, l'esperienza che poi ti ripaga e ti fa conoscere in tutto il mondo. Diciamo che qui nella Riviera tutti sono passati da Voltan e questo è un grandissimo orgoglio, sapere che la nostra storia continua anche con altri. Come si fonde il passato con il presente e con il prossimo futuro? Si fonde cercando di tenere sempre come punto di riferimento da dove siamo partiti, cercando di portare sempre un po' di innovazione, però la tradizione è sempre un punto di orgoglio per noi e deve essere sempre mai abbandonato e sempre cercare di innovarsi per riportarsi più avanti, ma la tradizione per noi è la cosa più importante e fondamentale. Stra ha un'eccellenza mondiale, la calzatura, la creatività italiana cammina da qui. Come il museo racconta la moda alle nuove generazioni? Lo chiediamo alla dottoressa Cristina Rossi. Buonasera. Ben arrivati. Nel 1260 i Callegheri erano una confraternita di calzolai che avevano grandissime dote artigianali e devo dire che questo distretto ha sicuramente portato anche in questi anni questa abilità. Il museo espone 1350 calzature, è un museo d'impresa di Rossi Moda e racconta la storia della moda attraverso l'accessorio calzatura. Dagli anni 60 ad oggi 21 brand internazionali diversi, esponiamo una collezione direi molto importante con un archivio di 20.000 pezzi. Il museo rappresenta la capacità di fare apprendere alle persone che lo visitano le doti di questo territorio, che sono quelle di tradurre un'idea di uno stilista in qualcosa di calzabile, riproducibile industrialmente e appetibile al mercato. Dottoressa, perché venire a visitare il Museo della Scarpa di Strada? Perché si capisce come gli stilisti interpretino la donna attraverso l'accessorio calzatura e soprattutto perché la location merita di essere conosciuta. Il 1600 era un periodo florido per i veneziani che erano abili nel fare scarpe, oggi la Riviera ha le stesse doti, le stesse capacità. Lasciamo il Museo della Scarpa, ma la nostra avventura più bella comincia ora, così. Sindaco, questa villa è l'eco della grande bellezza italiana. Certamente, Ida, siamo arrivati. Questa è la perla della Riviera del Brenta, la nostra magnifica Villa Pisani. Poi avremo modo di vedere gli interni accompagnati dal suo direttore, il dottor Trentini, che vi illustrerà tutte le sale che ci sono qui dentro o una parte di esse. È proprio da qui, Sindaco, che parte una delle manifestazioni più belle, anzi la più importante della Riviera. C'è la famosa Riviera Fiorita, questo corteo acqueo che parte proprio da Villa Pisani in direzione Venezia, a voler ricordare quello che i nostri patrizi, i nostri antenati facevano durante il loro periodo vacanziero, perché queste ville venivano utilizzate per trascorrere felici momenti di vacanza. Da qui, proprio domenica, parte anche la Venice Marathon, la maratona di Venezia, raggiunge quest'anno il 39esimo edizione, l'anno prossimo sarà appunto la 40esima. Da qui davanti circa 8.000 corridori sfilano davanti a questa magnificenza. Percorsi meravigliosi che noi porteremo nelle case dei nostri telespettatori puntata dopo puntata. Ma adesso noi entriamo e preparatevi allo stupore. Grazie, sì. Certo.
Villa Pisani, patrimonio nazionale che al giorno d'oggi chiede di essere visto, ascoltato, compreso. E ne parliamo col dottor Francesco Trentin. Sì, Villa Pisani è la regina delle ville venete, è un complesso monumentale straordinario che si trova su un'ansa del Naviglio del Brenta. Complesso che comporta un parco di 14 ettari ed un palazzo vero e proprio sulle rive appunto del Naviglio. Un palazzo che al piano nobile consta di 32 stanze con lo straordinario salone da ballo del Tiepolo. Un palazzo che è apprezzatissimo dai visitatori, che ci danno sempre grande soddisfazione, e sono centinaia di migliaia le persone che ogni anno decidono di scegliere Villa Pisani per una visita. Lo stupore quando si entra in questa villa, subito cosa si trova? Si viene accolti da questo complesso architettonico. Quello che vediamo è stato realizzato da Francesco Maria Preti. Vedete per esempio bellissimo questo portico a colonne a sezione circolare, che è un ambiente molto probabilmente destinato anche ad azioni performative, al teatro, alla musica, per le situazioni estive di una famiglia, la famiglia Pisani, una delle più grandi famiglie veneziane dell'epoca, che qui dava i propri ricevimenti e tesseva la propria rete di relazioni nazionali ed internazionali. Dottor Trentin, è corretto dire che questa è una vera e propria reggia? Assolutamente. Non solo i pisani la pensano in risposta alla Versailles francese, uno di loro era stato ambasciatore in Francia, ma poi arriva Napoleone nel 1806 e a quel punto diventa reggia di Bonaparte per pochissimo tempo, finché non passa agli Asburgo e di nuovo reggia per gli austriaci, e infine l'acquisizione dei Savoia, che però non apprezzano quanto gli altri e quindi decidono di farla diventare monumento nazionale, ma da quel momento non la vivranno più. Dottore, tutta quest'ala della villa era dedicata all'imperatrice, per ultima la sua camera. Questo è quello che leggiamo nei diari di Giovanni Carlo Bevilacqua, il pittore e decoratore che fu chiamato da Venezia per realizzare in tempi rapidissimi le decorazioni che ornano tutto questo spazio. Sì, l'imperatrice non fu mai poi presente a Villa Pisani, ma la memoria, la forza di questa figura rimane nelle decorazioni e nella splendida atmosfera di questi ambienti. Questo è solo un assaggio di quello che offre Villa Pisani. Sicuramente non l'ultima, ma la prima di tante stanze. Senza dubbio. Questo è il cuore della villa, sala da ballo straordinaria decorata da Giambattista Tiepolo e dal figlio Giandomenico tra il 1760 e il 1762. Stavano per andare a Madrid per aprire un nuovo capitolo, l'ultimo grandioso capitolo artistico della loro vita, e lasciano ai pisani un'apoteosi che è mozzafiato. Le ville della Riviera ambiscono al riconoscimento UNESCO, un percorso internazionale che unisce arte, paesaggio, ingegno idraulico e identità italiana. Stra ne è la porta principale. Stra non è una fermata, è l'inizio. È il punto in cui l'Italia ha scelto di farsi meraviglia.